ce ne Vai, vai. Praticamente deve essere quasi pieno. E dove l'avete presa questa farina? C'è un posto preciso? Allora, abbiamo dei mulini che lavorano qui in Sardegna con grano. No, non sono più tutti. Con grano sardo. Capelli. Si è resumato questo famoso grano Capelli, famoso nel periodo di Mussolini. Era un onorevole mussoliniano e aveva dato praticamente nome a questo tipo di grano. Che se tu lo vedi poi è meraviglioso, ha una figura, non è molto alto, però è molto consistente. È molto resistente. È molto resistente. È tipico sardo, È quindi. tipico sardo? No, è tipico italiano. Però in Sardegna ha trovato un habitat ideale, diciamo. E una grande particolarità del grano Capelli è questa. Se tu prendi un grano duro e lo coltivi, dopo 2 o 3 anni, quel grano non è più duro, diventa un grano semitenero. Invece questo lo puoi per l'eternità, tu semini e raccogli il grano Capelli e rimane sempre duro. La durezza viene data dalla quantità più o meno glutine, ok? 3. 3. Quanti ne dobbiamo mettere ancora? Battolo. 4? Facciamo una cosa più dell'altra. Sì, bravo, battolo. Adesso a livello diciamo amatoriale, anche con un... Sono 900. Sì, va benissimo. Con l'appoggio della regione si stanno andando a ricercare quelli che erano i grani che si utilizzavano un tempo, anche nel periodo punico o romano, che sono però dei grani che a livello sperimentale stanno coltivando in certe zone, però hanno una resa bassissima. Vai, mamma. Adesso abbiamo l'acqua. sì. L'acqua che Adesso È calda, tiepida, bollita? Sì, è sterilizzata. è stata sterilizzata. Sterilizzata e adesso è tiepida. Quindi lei... Non buttarla tutta assieme. No, mettila qui. Dite, io non faccio Sì, neanche senza la vostra supervisione. Ecco, naturalmente la semola per essere impastata ha bisogno di acqua, di una certa quantità di acqua che la nostra maestra valuterà la quantità dell'acqua. Sì, no, ha esperienza e naturalmente sì, non c'è un peso là, dipende dalla quantità naturalmente e poi dalla temperatura, dalla consistenza della semola, eccetera. Resta qui, si vede se resto qui? Allora, ma non... Sta macchinando. Mettiamo in funzione l'impastatrice. Sì. Professionale. E deve andare da sola un po', no? Un po' d'acqua. Naturalmente. Adesso facciamo lo scioglimento, comunque è abbastanza sciolta quella. Quando comincia a mettere Fa un po' di rumore, quindi magari l'audio non sarà, se volete parlare un po' con alta. Non lo puoi, no, non l'ho messo. No, si mette alla fine, lo devo mettere. Quindi il sale? Non lo metto più nell'acqua, perché... Puoi ripetere, no? Allora, non lo metto dentro l'acqua. Il sale? Sì, come si usava tempo fa. niente, No, perché magari... perché rallenta la lievitazione. Allora, Insomma, è moderna come... è un adattamento suo così, ha notato che magari è meglio metterlo il sale dopo invece che nell'acqua e lo vedremo poi in seguito. Va bene, quindi l'acqua senza sale. Adesso devo mettere l'acqua. Sì. Quindi, Adesso. Se vuoi lo metto io. dai. No, metti l'acqua, metti. Si è spento da solo? Sì, perché ne ho messo poca. Quindi a occhio. Sì. No, niente, una certa quantità è normale, lo faccia a occhio, diversamente non la smetti più. Questo sarebbe stato da fare a mano, chiaramente.
Naturalmente sarebbe stato da fare a mano e sarebbe stata una cosa eccellente perché c'è il contatto tra l'umano e il vegetale, col calore che può emanare, con la sensibilità che può dare la mano che nessuna macchina Quindi posso provarne io a farlo a mano adesso un po', magari. poi te lo fa manucchiare con la mano. Ci vuole una luce, io non ci vedo bene. No, questo accendiamo. Allora, E quindi sì, quanto tempo dobbiamo aspettare per quest'anno? adesso bisogna aspettare parecchio. Per cui magari sì, ci può essere anche un'interruzione e poi vediamo quando abbiamo terminato questo processo. Quindi tipo No, mezz'ora? avanzamento non la finisci più. Sì. Mezz'oretta? Adesso sì, 20 a 20